Tutti amici, eccomi di nuovo insieme a voi come promesso per preparare un altro tipico pane sardo, le famose spianattine. È un pane tipico estivo e perché ha bisogno di tanto caldo per avere una giusta lievitazione, ecco perché si preferisce sempre farlo d'estate. Le fanno in tante zone della Sardegna, io le ho già preparate, vedete qui, le ho fatte per esempio queste piccoline, le fanno bellissime e buone, sono a Orgosolo, queste più grandi ad Esulo. Io ho fatto anche a mesoluna così come la faceva mia nonna. Mia nonna devo dire che le faceva anche molto grandi, tanto era necessario, mettevano delle tovaglie di lino sopra i letti e mettevano lì il pane per aspettare la lievitazione per la cottura. Devo dire che questo tipo di pane, tutto il pane, lo ripeto sempre, per una giusta fragranza, per essere proprio buono, deve essere cotto nel forno a legna. Purtroppo chi non ce l'ha ci accontentiamo del forno della cucina. Altra cosa molto importante è usare la pasta madre. Per chi non ce l'ha, naturalmente si accontenta del lievito di birra. Io, come vi ho detto nel filmato, vi ho detto metà panetto per 1 chilo di semola, ma ricordatevi sempre il lievito lo potete diminuire come volete. Meno lievito mettete, più dovete aspettare per la lievitazione, più buono sarà il pane. Presento gli ingredienti semplicissimi appunto per preparare savresamo, le zuzzicchi, le spianattine, come le volete chiamare. 1 chilo di semola di grano duro, io sto usando quella in purezza, 200 grammi di pasta madre che ho rinfrescato bene già 2 volte, 16 grammi di sale fino e 500 grammi circa di acqua appena tiepida, però può essere anche ambiente. Se usate però la semola rimacinata dovete provare l'impasto con le mani e naturalmente può essere che di acqua ne assorba un po' di meno. Tutto qui e poi anche un mattarello naturalmente per spianare le spianattine. Metto la semola, il sale l'ho già inserito in mezzo e comincio a mettere un po' d'acqua. Iniziamo ad impastare. Il contenitore Giuliano o Scivetta è l'ideale per fare l'impasto a mano perché è grande, è profondo, la mano gira facilmente e poi è robusto e rimane pesante anche fermo. A questo punto, prima di aggiungere tutta l'acqua, uniamo anche la pasta madre, 200 grammi circa. Ricordate che la pasta madre può andare dal 20 al 30%. Se per caso invece volete usare il lievito di birra, metà panetto va bene per 1 chilo di semola. Poi naturalmente se ne mettete di meno, più dovete aspettare la lievitazione, però più saporito sarà il pane. Vedete che tutta la farina è ben amalgamata, l'impasto è bello, allora lo togliamo dalla scivetta e lo mettiamo sopra la spianatoia sul piano di lavoro per iniziare a lavorarlo bene. Dobbiamo avere un panetto liscio, omogeneo, bello insomma. Come vi ho detto potete farlo anche nell'impastatrice, però se avete voglia lo potete fare anche così, Con questa parte della mano deve scendere la mano e tirare su, scendere e tirare su. Vedete l'impasto è bello, ben lavorato, bello bianco.
A questo punto, siccome questo tipo di pane, sfresighette, spianatine, vogliono formati subito e poi messe nel cesto a lievitare, però un attimo, almeno un quarto d'ora, lo mettiamo in un panno, sedilino ancora meglio, a riposare, poi lo riprendiamo subito in mano. Questa si fa in fretta a fare, si abbassa un attimo, facciamo tondeggiante. Questa rimane anche morbida perché è un po' alta. Eccola, adesso andiamo a metterla nel cesto, la copriamo e andiamo a preparare le altre. Adesso un po' più grande, questa intanto la copriamo sempre, ricordatevi che se no si asciuga troppo. Come prima, facciamo tonda così, chiudiamo, giriamo e la pigliamo, abbassiamo un po'. Facciamo più bassa e più grande, più larga. A questo punto, quando è così grande, possiamo fare anche sa mesuluna, mia nonna la faceva, pressappoco così, ne faceva 2. Lasciandole piccoline vengono anche più morbide. Vedete voi come vi piacciono di più. Queste sono buonissime, sono piccole ma si gonfiano, sono troppo buone. Le fate dalla misura che volete, più grandi, più piccole. Questo è un formato piccolo da 150 grammi, piccoline, sono bellissime, rimangono più alte se volete, sono anche più morbide. Allora io le apro un po' così col mattarello. E le posso tagliare con questo, piccole come le fanno ad orgosolo, spingo bene in modo che tagli bene. Ecco tutto il pane messo nel cesto, pronto a lievitare. La lievitazione sarà non minimo di 3-4 ore perché c'è solo pasta madre e ha bisogno di tempo. Ho lasciato, come stavo dicendo, un pezzo di impasto a parte, ho fatto dei tagli, ho aggiunto poco poco di farina. Quando questo sarà al massimo, cioè che non si vedranno più i tagli, per chi è poco esperto, questo vuol dire che il pane, anche il pane, sarà lievitato, ma si vede benissimo perché il pane si gonfia. A 200 gradi già in temperatura naturalmente, per circa 15 minuti, poi lo abbasso a 190, 180 e proseguo per altri 15 minuti. Ognuno conosce il proprio forno, come dico sempre, quindi voi se vedete che si colora troppo mettete sopra un pezzo di carta stagnola.